Cosa lega l'Oriente a Treviso? Si chiama Adriano Madaro e negli anni ha curato le più grandi mostre su questi temi. Praticamente un decennio, perché la prima mostra è del 2005. Io ho avuto l'incarico dal presidente De Poli della Fondazione Casamarca nel 2003 e poi ci sono voluti 2 anni per preparare la prima mostra, poi ogni 2 anni una mostra, ma poi se ne sono aggiunte, oltre alle 4 sulla Cina, altre 3, una sul Tibet, una sull'India e una sul Giappone. Quindi siamo arrivati al 2015. È una grande esperienza, è stata una grande cosa e certo anche nostalgia davanti a questo palazzo che è uno dei più antichi di Treviso. Quando arrivavano qui gli amici cinesi, per le varie mostre ovviamente avevamo gli ospiti, i direttori dei musei e venivano per la prima volta in Italia e io dicevo guardate che questo palazzo ha l'età che avrebbe se fosse ancora vivo Marco Polo, quindi ha 700 anni. Mi ha fatto impressione a novembre del 2005, proprio dopo un mese che era aperta la prima mostra, un gruppo di ragazze che studiavano lingua cinese in Calabria sono dovute atterrare, perché erano venute a Venezia in aereo, e sono dovute, c'era la nebbia, atterrare a Ronchi dei Legionari, prendersi un mezzo, insomma l'ira di Dio hanno fatto per vedere una mostra a Treviso, a 1000 e passa chilometri da casa. 4 mostre sulla Cina, ognuna aveva qualcosa di valori inestimabili perché faceva parte di tesori di Stato, non mai esposti né in Cina né all'estero per non rischiare qualche guaio, insomma, certo sì. E poi, a parte questo, per ogni epoca storica sceglievo, insieme al comitato insomma, scientifico che avevamo organizzato a Pechino con l'Accademia Cinese di Cultura Internazionale, sceglievo quei reperti che erano i più noti, i più famosi. Per quanto riguarda la prima mostra che andava dal III secolo a.C., Cixi Huangdi, la fondazione dell'impero, sino alla fine della dinastia Tang, X secolo, sicuramente i guerrieri, erano 4 guerrieri, più il cavallo, che per poterlo portare dentro nella sala in alto si è dovuto scoperchiare il tetto di casa di Carraresi, togliere le tegole, togliere le travi, proprio scoperchiarlo perché non si poteva diversamente se non calarlo là dove doveva rimanere per 6 mesi e da dove poi è stato ripreso, reimballato e ripreso con la gru, tirato fuori dal tetto, quindi un'avventura straordinaria. Certamente il reperto più importante e prezioso era la sella di Gengis Khan, la sella d'oro, un oggetto di assoluta rarità, anche perché insomma portarla qui è stata un'impresa notevole, abbiamo dovuto avere il permesso non soltanto delle autorità cinesi, ma anche delle autorità mongole, perché questa è conservata in un museo della Mongolia interna. Nella terza mostra, dedicata alla dinastia dei Ming, sicuramente la corona, le 2 corone imperiali dell'imperatore e dell'imperatrice. Questi sono 2 oggetti che non sono mai usciti neanche dal museo delle tombe dei Ming. Per dire, non è mai stato esposto in Cina, insomma, e quindi è stata una impresa notevolissima. È stata dedicata alla dinastia Manciù, l'ultima dinastia, e i reperti più importanti erano quelli dell'ultimo imperatore. Io penso proprio quello più significativo, la sua giacca da carcerato con il numero. Questa è stata una cosa anche di una grande difficoltà da portare qui. La prima volta che avevamo messo insieme tante cose che riguardavano Puyi e quindi con riferimenti a film di Bertolucci, l'ultimo imperatore, quindi è stata una cosa molto commovente. E da non dimenticare addirittura il trono del Celeste Impero, portato un trono, è stata una cosa, anche questa un'impresa eccezionale. Avevamo già detto fin dall'inizio che il Tibet andava in qualche modo accennato e siccome il progetto al momento era soltanto di 4 mostre, che non era di soltanto vuol dire poco, beh no, 4 rispetto a poi sono state 8, 7, no, De Poli invece mi ha detto guarda io mi affido a te, al tuo buon senso, bisogna farla, una mostra sul Tibet è importante. Io sapevo del resto che fare una mostra sul Tibet significava smuovere delle polemiche non da poco. Allora ho pensato di
allestire una sala finale dove c'era la storiografia del Tibet, secondo quelli che sono i dati storici, non badando alla politica, ma solo ai fatti storici, con documentazioni anche di oggetti, tra i quali, e qui il più prezioso, era l'urna d'oro dalla quale veniva estratto il nome del Dalai Lama, perché attenzione, il Dalai Lama è sì una reincarnazione del Dalai Lama precedente, ma deve essere questa elezione omologata da una serie di fatti incontrovertibili che vengono registrati nei vari monasteri di altri candidati a essere Dalai Lama. Dopodiché c'è una sorta di sorteggio sulla base del candidato, del bambino che ha portato più temi attinenti al Dalai Lama precedente, per cui riconosceva i suoi occhiali, sapeva determinate preghiere, tra l'altro poco conosciute, che conosceva solo quel Dalai Lama. In modo inspiegabile, quindi. L'India è stata una quasi necessaria appendice, pur essendo l'India che ha diritto a avere 5-6 mostre per conto suo, però avendo fatto il Tibet, avendo spiegato che cos'era anche il buddismo tantrico, l'India con i tantra ha molto a che fare, no? Con l'induismo, quindi abbiamo pensato di organizzare una mostra sull'India che potesse anche completare quello che era stato tutto l'accenno religioso del Tibet. Il Giappone chiude l'Asia perché oltre il Giappone c'è il grande oceano Pacifico e c'è l'America, c'è un altro mondo, c'è l'Occidente. Quindi il Giappone ha dato anche a me un'impressione nei primi tempi, quando sono stato per esempio la prima volta, di essere qualcosa come la fine della Terra. Quindi quando arrivi in Giappone, fatta tutta l'Eurasia, è finita la Terra, no? Tra l'altro la Terra conosciuta in antichità, anche per Marco Polo, termina il suo famoso libro, Il Milione, con questo accenno a Cipango, che è il nome che si conosceva all'epoca in Cina del Giappone, a Cipango, con i tetti d'oro, per cui dopo 2 secoli questa notizia accende la cupidigia degli spagnoli, soprattutto di Cristoforo Colombo, di andare a cercare l'oro del Levante. Insomma. Dal 2010 la crisi economica, già innescata nel 2007-2008 in America, quando è arrivata qui si è fatta sentire molto pesantemente, e anche la fondazione è stata coinvolta poi con Unicredit eccetera, e pertanto è stata costretta a tagliare molto. Quindi siamo riusciti a completare il progetto iniziale. Le 4 mostre sono state fatte senza difficoltà. Le altre 3 che abbiamo aggiunto hanno avuto delle difficoltà obiettivamente, però le abbiamo ugualmente onorate. Per completare il ciclo dell'Oriente, a mio avviso, mancava una mostra sulla Corea. Non ci sono le condizioni, perché ci vorrebbe una casa di Carraresi libera e disponibile, mi pare che adesso fanno altre cose. Poi ci vogliono dei soldi e naturalmente importanti. Non ho nulla da rimproverare ai miei concittadini. Ha accolto almeno quella parte di Treviso che poteva essere interessata a un gradino superiore di conoscenza, ha accolto molto bene queste mostre. Non abbiamo avuto certamente gli affollamenti degli anni precedenti, ma non c'era neanche la crisi negli anni precedenti. Era facile. Ed era l'inizio di questa, come possiamo dire, moda delle città delle mostre, perché ha iniziato la casa di Carraresi con Goldin, e poi questa cosa si è cercato di ripeterla altrove, ma non sempre con grande successo, ma è dovuto anche alla situazione finanziaria e economica, è vero, perché sono mostre che costano milioni, insomma. Ora, ci sono cose più urgenti in questo momento da fare con quei soldi, io lo credo, insomma. Seppure non bisogna dimenticare la cultura, non bisogna che la cultura diventi negletta o diventi secondaria rispetto alle urgenze. Il coronavirus è un'urgenza che va affrontata in un certo modo, ma la cultura è la civiltà. Ora, la mancanza di cultura è mancanza di civiltà, è mancanza di storia, insomma. E io credo proprio di aver concluso il mio ciclo in questo modo. Sì, ho anche la mia giusta età, non per ritirarmi, perché sto scrivendo, leggendo, istruendomi ancora. Aspetto che venga tolto il freno agli aeroporti e che si possa continuare
a viaggiare per tornare in Cina, dove avevo lasciato delle cose molto importanti in sospeso.